Da Alexia a Edoardo Vianello passando per Max Gazzè. La lista dei premiati ai Venice Music Awards è davvero stellare. Del resto lo show organizzato dalla Venezia Eventi, in collaborazione fra gli altri con la casa da gioco lagunare e Venice Convention, porta ogni anno al Pala Galileo del Lido i protagonisti della musica leggera italiana, a cominciare da Amadeus, il conduttore della serata, insieme a Laura Barriales. È una serata con tanti nomi, tanti cantanti giovani e anche, come dire, di quelli affermati da tempo, e quindi insomma questo giusto mix mi piace. La quinta edizione del Venice Music Awards ha premiato prima di tutto una nutrita schiera di ex amici: Emma Marrone, Loredana Errore, Valerio Scanu e Marco Carta. È stato molto bello, un premio molto bello, sono contentissimo. Spero di riuscire ogni anno a raggiungere almeno un premio del genere. Un premio per l'impegno sociale è andato a Roberto Vecchioni, mentre a ritirare i premi speciali sono state Giusy Ferreri in stile retro e poi Alexia, la più scatenata. Io amo scaldare il pubblico con la mia musica, con la mia passione. Anche Paola Turci ha sorriso alla platea veneziana. Bella, è una bellissima serata, è una bella occasione per rivedere la meravigliosa Venezia. Ma i più festeggiati sono stati due vecchi leoni: Edoardo Vianello, il re del tormentone estivo. Quest'anno prendo un premio alla carriera, quindi basta la carriera. E poi Renzo Arbore, che vince anche per la sua simpatia. Sentite un po' il suo sogno nel cassetto. Fare il balletto classico, sto preparando La morte del cigno, però devo trovare un tutù delle mie dimensioni 54. Ai Venice Music Awards hanno assistito quasi 1400 spettatori, ma la registrazione andrà in onda per tutti sabato 24 luglio alle 21:15 su Rai 2. Buona estate Venezia e naturalmente Televenezia.